Sabato 23 marzo alle ore 20, l'associazione Careni ha organizzato una serata speciale per festeggiare insieme al pubblico i 20 anni di attività. Una serata di proiezione del film Race of Glory che comprende anche ospiti e protagonisti del film. La serata è una delle serate molto importanti per il cinema Careni. Consiste nella proiezione del film, che è Race for Glory. Questo film narra della storia dell'antica sfida svoltasi nel 1983 tra Lancia e Audi. Il rally è come una guerra e io sono il comandante di un'armata. Quello che noi ci aggiungiamo come Cinema Careni è l'evento speciale, perché siamo riusciti a contattare tutti i protagonisti di quegli eventi. Quindi al di là del film che si potrà vedere il 23 marzo, abbiamo in presenza e in collegamento tutta una serie di ospiti, quindi la serata sarà molto gustosa sia per gli appassionati e anche per i non appassionati. Quest'anno hai una macchina competitiva? Sì, una macchina incredibile. Motore centrale, macchina leggera, abbiamo usato materiali speciali. 4 ruote motrici? No. L'Associazione Culturale Careni è costituita da circa 150 volontari, abbiamo un'età media bassa che si aggira intorno ai 27-28 anni e gestiamo il Cinema Careni per una stagione intera, cioè da settembre a maggio. Proponiamo film, sia film commerciali sia film più d'essai per il nostro pubblico più affezionato. Dammi un buon motivo per cui dovrei accettare. Perché siamo quelli sfavoriti. Ciao Cesare. Cesare pensa di sfidarci senza le 4 ruote motrici. È più buono col ghiaccio. Partiamo dal film. Il film è di Stefano Mordini. Il protagonista è Scamarcio che è in una triplice veste, che è nella veste di attore protagonista, interpreta Cesare Fiorio, che era il team manager storico della Lancia, però è anche per la prima volta è coproduttore del film e anche cosceneggiatore, quindi lo vedremo impegnato in varie vesti. In presenza e comunque riusciamo a parlarci anche con i collegamenti, abbiamo, come dicevo prima, un po' di protagonisti. Primo fra tutti Cesare Fiorio, lo avremo in collegamento assieme a Walter Rohr, che è campione del mondo noto e che proprio ha portato a vincere il campionato costruttori dell'83, la 037. Abbiamo ad Artico Vudafieri, anche lui fa parte del film, è un personaggio incredibile, assieme al navigatore Gigi Pirollo, altro personaggio incredibile che nel mondo dei rally tutti gli appassionati conoscono, perché è partito in quegli anni e sta ancora occupandosi di rally con i talent organizzati dall'ACI Sport. Il rally è uno sport pericoloso. C'è qualcosa che la spaventa? Una cosa, perdere. Questo è l'evento del 23 marzo, è l'evento più significativo e probabilmente il più impegnativo di questa stagione. Tra l'altro cade all'interno dell'anno del 20° compleanno del cinema, per cui festeggiamo anche con questo evento che ci vede impegnati soprattutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista del coinvolgimento non solo degli ospiti illustri che ci saranno, ma soprattutto anche della popolazione appassionata e non del tema del rally. Abbiamo anche un attore e qui abbiamo una delle tante sorprese della serata, perché abbiamo l'attore che ha interpretato nel film proprio Vudafieri. Loro non si sono mai visti, quindi abbiamo Vassili Gianmaria Mangueras, che è proprio l'attore che ha fatto nel film, ha impersonato Vudafieri, quindi se possiamo dire avremo una meravigliosa carambata in diretta. Dobbiamo affrontare la seconda prova toscana. Al lavoro. Con quella macchina non vincerai mai contro di me. Non sono finiti qua gli ospiti, abbiamo anche Tony Fassina, che quindi Tony Fassina arriva proprio in quegli anni e successivamente porta avanti il progetto Lancia. Il mio lavoro è vincere. Farò solo 6 gare, prendere o lasciare. Lancia ed Audi si giocano tutto in quest'ultima prova. L'evento inizierà alle 20, prevediamo una grande affluenza,
quindi raccomandiamo la prenotazione che può essere eseguita sul nostro sito cinemacareni.it. Raccomandiamo anche di arrivare per tempo, in quanto ci saranno comunque delle sorprese sia prima sia dopo l'evento.